Ciao amici, oggi ci troviamo ad Olo, all'interno della barchessa di Villa Concina, nella splendida riviera del Brenta. Giriferro Team non filmerà un concorso o una sfilata. Oggi entriamo nell'arte. Precisamente alla mostra di Eugenio Carlin, dal titolo La realtà delle visioni di Eugenio Carlin. Qui con noi il figlio di Eugenio, Gianni. Parlaci di questa mostra e di come tuo papà ha iniziato a fare pittura. D'accordo, allora per quanto riguarda questa mostra bisogna fare un passaggio precedente. Allora io faccio parte di un'associazione Mirarti che è nata nel 2016. Qual è lo scopo di questa associazione? Diffondere la cultura fondamentalmente delle arti visive e talvolta anche in collaborazione con altri tipi di arte, tipo non so, la musica, la poesia, eccetera. Però fondamentalmente il nucleo è quello delle arti visive. Fra le varie iniziative si è pensato nel corso di quest'anno di organizzare una mostra dedicata ai lavori di mio padre Eugenio Carlin. Una anni fa, ma non organizzata da Mirarti, si era svolta a Villa Contarini dei Leoni a Mira. Stavolta è stato il turno di Dolo. Ecco. Allora, sono stati selezionati dei lavori di mio papà e questi lavori sono stati ovviamente portati in questa barchessa. Veniamo alla seconda domanda. Mio padre quando cominciò eccetera eccetera a dipingere. Allora, le origini, i primi lavori di mio padre sono stati in forma di disegno, grosso modo da testimonianze raccolte, orali però, agli inizi degli anni 40 del secolo precedente. Dopodiché progressivamente ha cominciato anche a dipingere. Il suo tipo di pittura inizialmente era molto classicheggiante. Mi vengono in mente certi quadretti che si trovano lontano da qui ormai e che erano quadretti che ritraevano la classica casetta di campagna, lo stagnetto oppure il laghetto, gli alberetti. Dopodiché nel corso del tempo, e si arriva alla seconda metà degli anni 50, mio padre comincia a dipingere in un altro modo e c'è un quadro lì che è piuttosto esemplificativo. Lui comincia a interessarsi, siamo nella seconda metà degli anni 50 del secolo precedente, del cubismo e realizza questo paesaggio che è un paesaggio che è ancora visibile e si trova nel comune di Mira tra Dogaletto e Malcontenta. Realizza questo paesaggio che è già fatto su linee geometriche, quindi o su un doppio piano geometrico. Ecco, questo paesaggio dà l'inizio praticamente a un nuovo modo di dipingere. Allora, va detto questo, mio padre dipinge sicuramente nella seconda metà degli anni 50, dipinge negli anni 60, ne abbiamo qui due esempi degli anni 60, uno è questo paesaggio rarissimo in lui che assomiglia, qualcuno l'ha definito un po' un capriccio alla Canaletto. Canaletto, il famoso pittore veneziano capace di grandi vedute di Venezia e anche non di Venezia. I colori ricordano appunto un certo tipo di pittura, se vogliamo, del Settecento. E questo è un lavoro grosso modo della fine degli anni 60. Dall'altra parte, adesso ci sono delle persone, sta un altro lavoro che è un paesaggio praticamente vento, probabilmente sta cadendo la pioggia, c'è movimento di acqua, movimento di alberi, tutto quello che ci va dietro, e anche quello è un lavoro degli anni 60. Però va detto una cosa, lui certamente dipingeva anche negli anni 50 e anni 60, però per il discorso legato soprattutto al lavoro suo, lui era un operaio specializzato, lavorava a Porto Marghera, però i turni lavorativi piuttosto pesanti non gli consentivano di avere tempo libero a disposizione sufficiente per produrre molto. Per cui lui ha lavorato, abbiamo anche delle cose in giro, ma abbiamo raccolto finora pochi quadri di quegli anni, pur sapendo che ha fatto delle cose anche in quegli anni lì. Il momento fondamentale per lui viene agli inizi degli anni 70 e precisamente dal 1973, quando va in pensione. Da quel momento, da quando va in pensione, lui può
finalmente avere del tempo a disposizione per dipingere. E nascono quadri importanti, alcuni dei quali non ci sono qui, erano esposti nella mostra di Mira del 2014, ma da quel momento in poi mio padre, dagli inizi degli anni 70, dal 73 in particolare, fino praticamente alla fine, grosso modo, degli anni 90, è tutta una serie di lavori realizzati. Quindi è il massimo della produzione. Una cosa strana, perché di solito gli artisti producono di più in un'altra parte della vita, non certo quando si avvicinano all'anzianità o addirittura alla vecchiaia. E quindi è un caso un po' particolare la figura di mio padre nella storia anche così della pittura a livello brentano. Ecco, per esempio, un quadro molto importante degli anni 70, ve ne mostro alcuni. Allora, è il cosiddetto quadro Traguardo, che è appunto del 1973, poco tempo dopo che era andato in pensione, chiamato anche Il ciclista. Vedete l'arrivo tumultuoso, frenetico di un corridore che con il massimo sforzo riesce a passare per primo il traguardo. E che c'è anche probabilmente la fidanzata, la gente che esulta, e questo quadro è importante perché in fondo esprime quello che era mio padre. Mio padre da giovane aveva corso come indipendente, come ciclista, e poi, diciamo, aveva sempre avuto questa passione per il ciclismo una volta che aveva smesso anche di correre. Quindi ecco, un altro quadro importante degli anni 70, vi mostro quelli che sono in questa esposizione. Per esempio realizza questo nudo che abbiamo chiamato nudo di donna policromo, cioè perché è fatto di più colori, in cui non si vede neppure il volto, però si vedono tutti questi colori che quasi a simboleggiare la figura femminile nella sua essenza. Ecco, e anche questo è un lavoro realizzato credo tra il 73 e il 75. Non sempre metteva le date, poi non è stato facile ricostruire la datazione o comunque il periodo in cui, però anche questo è un quadro molto importante. E qui, sempre degli anni 70, verso la fine degli anni 70, c'è un tipo di paesaggio completamente diverso dal primo lavoro, ok? E dal lavoro di stile canaletto. Ecco, la maggior parte dei paesaggi che mio padre ha realizzato erano paesaggi di tipo espressionista, o meglio, i contorni delle figure, eccetera, si sfumano, puoi anche lavorare di fantasia, queste sono case, questi sono cime di monti, e questo tipo di paesaggi era quello prediletto di lui. Verso la fine degli anni 70 e successivamente ne fa più di uno, anzi vari. Questo è il classico paesaggio suo, diciamo. Ecco, quindi diversi dagli altri due precedenti. Poi, per esempio, sempre negli anni 70, a metà degli anni 70, questo invece è un po' venuto dopo, lui realizza una serie di interni di casa, alcuni con oggetti tipo questo e questo, o anche quello che è venuto però qualche anno dopo, oppure con la figura umana. Lì per esempio c'è un interno con la figura del pianista. C'è sempre la finestra che costituisce un motivo ricorrente del quadro, però alcuni sono con gli oggetti, si potrebbero chiamare interni con nature morte, alcuni invece con figure umane, e due per esempio, adesso non ci sono in questa mostra perché chiaramente non ci potevamo stare con tutti i lavori, erano esposti anche nella mostra di Mira, tra cui il cosiddetto uomo che guarda verso la finestra. Ecco, quindi, ecco, allora mi direte, qualcuno si chiederà, ma questo tipo di pittura di questi interni, che tipo di pittura è? È una pittura che in qualche modo mescola elementi dell'espressionismo con elementi per esempio anche del cubismo, perché c'è anche una certa organizzazione delle forme geometriche, se vogliamo, che comunque è riscontrabile in questi lavori, e quindi sono opere di un certo tipo. Non è ancora del tutto, se non accennato, espressionismo, quella che sarà la sua tendenza dominante
negli ultimi 15-20 anni, però vabbè, siamo sulla strada. Sempre negli anni, vediamo ancora se trovo qualcosa degli anni 70, sto guardando, ecco sì, venite qua, adesso vi mostro. Allora, questo è il ritratto mio, non l'ho fatto io, l'ha fatto mio padre. Diciamo, per quanto riguarda il ritratto, mio padre era capace anche di fare un ritratto più o meno fotografico. Allora, questo qui è il ritratto finale di una serie di ritratti che lui mi ha fatto e di cui non era convinto. Le due versioni precedenti a questo erano più fotografiche. A un certo punto si è stancato di farmi troppo simile alla fotografia e ha cominciato a lavorare. Intanto ha creato questa atmosfera attorno, rossastra, ha cominciato a lavorare la maglietta che in origine non era certo così, e anche sul volto ha creato perlomeno questa specie di penombra, eccetera, che per caratterizzare questo volto, cioè praticamente lui mi ha fatto non come era la foto, ma mi ha fatto come mi sentiva, e questo è un tipico lavoro in stile espressionista. Quindi già nella fine degli anni 70 lui comincia a andare verso l'espressionismo. Non vuol dire che abbandona tutto il resto, però le sue opere cominceranno a essere di questo tipo, quindi colori forti, intensi e tutto quello che ci va dietro. Poi vi mostro anche lavori che vengono negli anni 80, per esempio. Allora, questo si stacca un po', anche se non pare, però l'abbiamo trovato scritto da lui dietro, adesso non si vede, è una sala biliardo. Quindi sono dei biliardi che lui scompone in forme, e questo lo chiamano per le sue geometrie più un quadro astratto. C'è anche qualcosa probabilmente del cubismo. Io non sono proprio un esperto al massimo grado, però insomma qualcosa posso dire. Ok, però se noi andiamo a vedere la sua tendenza espressionistica, la troviamo in un quadro di questo tipo. C'è forse anche qualcosa dell'impressionismo, ma ci sono qui molti colori che si fondono, e quindi praticamente questa è una sorta di natura viva, però più che natura morta, chiaramente la natura vegetale, insomma, delle piante, eccetera. E chissà da dove ha preso spunto per fare questo lavoro. Qui invece lui, tutto in un insieme di movimenti che si creano, prende probabilmente le volte, le cupole di una moschea, perché solo le moschee arabe hanno, non so se avete mai visto, però penso di sì, hanno questo andamento delle volte, delle cupole. E però cosa fa? Contemporaneamente mette in movimento anche le piante, basta guardarlo, non è che sono piante rigide, sono piante che sembrano muoversi. Abbiamo definito un palazzo orientale con piante, quindi mi direte, ma l'ha copiato da qualcosa? Può essere che l'elemento iniziale sia stata anche una moschea, ma dopodiché lui con la fantasia ci ha lavorato, quindi era raro che facesse coppie, chiamiamole dal vero, era quasi. Poi ecco, per esempio, però saltiamolo questo momentaneamente, restiamo agli anni 80. Questo verso la fine degli anni 80 è un lavoro che lui ha fatto 5-6 volte in forma verticale, in orizzontale. È San Paolo, il famoso apostolo, anzi venuto dopo degli apostoli, cristiano, che qui praticamente riceve l'illuminazione del Cristo e cade da cavallo il momento della conversione al cristianesimo. Questo è un argomento che l'ha sempre affascinato e l'ha riprodotto 5-6 volte. A Mira c'era un quadro in verticale, un po' diverso da questo ma molto somigliante, qui l'abbiamo presentato nella sua forma orizzontale, lui che cade da cavallo, che viene quasi folgorato, e quindi avviene la trasformazione. E qui siamo grosso modo verso la fine degli anni 80. Questo, che sembra una cosa completamente di fantasia, questo l'abbiamo chiamato battaglia aeronavale. E con il curatore della mostra ci siamo chiesti, è stato fatto agli inizi degli anni 80,
se era accaduto un fatto che lui poi in qualche modo fantasiosamente, ricreando navi e aerei, e dopo creando, qualcuno mi ha detto, in fondo ha rappresentato, pare che siamo nel bacino San Marco perché si vede qualche palazzo tipo Venezia. Insomma, in effetti sono accadute, ci sono state delle battaglie aeree e anche navali in quel periodo. Una è stata nel Golfo della Sirte vicino alla Libia e una invece è stata alle Falkland, credo nell'Oceano Atlantico, tra gli inglesi e gli argentini. Quindi ci sono state delle battaglie aeronavali o battaglie aeree e lui probabilmente con fantasia poi ha ricreato le forme degli aerei e anche della nave. Ecco, quindi non era tutto frutto solo di fantasia, poteva anche nascere un quadro da un particolare storico o da qualcosa che lui vedeva, gli interessava e poi rielaborava tutto. Aveva un modo suo di guardare il mondo. Sì, aveva un modo suo di guardare il mondo, lo sentiva soprattutto e poi lo rielaborava. Quindi questo sicuramente era uno degli aspetti forti di mio padre. Ecco. Qui c'è un paesaggio di mare, può essere a Chioggia, a Venezia, può essere da qualche altra parte, magari ha mescolato degli elementi, si vede anche il paese, lo chiamiamo paese di mare, è dell'83, quindi siamo grosso modo negli anni che realizza questo. Qui i lavoratori, ecco, lui era molto affascinato da due cose: le carriole, che già quando componeva questi quadri se ne vedevano sempre meno, siamo negli anni '80, e altri lavori che lui ha riportato nei quadri, cioè i lavori più umili, più faticosi. Lui era stato operaio che, per quanto fosse specializzato, a quei tempi si lavorava duro, in ogni caso. E così come era affascinato specialmente nei disegni dalle incudini, i martelli che battevano sulle incudini, tipo sì, quelli che lavorano l'acciaio. Esatto, tanta gente praticamente, quindi il lavoro tornava sempre, era una tematica che lui sentiva, perché non considerava, cioè lui operaio, non considerava il lavoro una cosa solo degna di una classe poco abbiente, quindi poco nobile, poco ricca, eccetera. Lui lo considerava un mezzo anche di formazione nella vita. Le persone potevano anche migliorare. Chiaramente nei suoi lavori tornava la grande fatica che tanti uomini facevano in quel periodo, quindi prima anche degli anni '80 sicuramente. Per esempio mi ricordo un quadretto, c'è un portalegna, il portalegna non esistevano più neanche finita la seconda guerra mondiale, per intenderci, hanno quasi del tutto spariti dalle nostre parti. Qui c'è un'altra tematica, questo deve essere stato uno scarpone suo, di cui non ho ricordi, però mi pare di sì. Lui cosa ha fatto? Ha messo al centro del quadro lo scarpone, o gli scarponi, è così, e attorno ci costruisce delle forme geometriche, magari la ruota e qualche altro, in maniera che viene fuori un quadro che ha al centro, sì, il discorso degli scarponi, e poi tutto attorno tutte queste figure geometriche. Quindi le geometrie, diciamo, di quel quadro che abbiamo visto prima, quello degli anni 50, del tutto non le ha mai abbandonate, in certi quadri ritornavano, per cui è una cosa importante. Veniamo invece qui. Allora, qui siamo grosso modo alla fine del suo percorso pittorico, disegni non ancora, però siamo nel 1997, lui ha 84 anni. Da alcuni anni abbiamo lasciato l'abitazione di Miraporte, in cui abbiamo abitato per molto tempo a Miraporte, e siamo andati a abitare a Oriago. Lui realizza questa crocifissione. Allora aveva specificato questo riguardo alle sue crocifissioni. Quelle che abbiamo ritrovato dei suoi lavori, quando si osserva la figura del Cristo crocifisso e la figura di cosiddetti ladroni crocifissi, non troveremo mai, specialmente per quanto riguarda la figura del Cristo, un Cristo composto, perfetto nel corpo, eccetera, come si ritrova in molte chiese. Il suo modo di dipingere assomiglia di più a quello dei pittori del centro-nord Europa, che dipingevano il Cristo magari in figura più grottesca, con un corpo certamente non bellissimo da vedere, perché questo
perché la tradizione cristiana nelle chiese dice il Cristo era superiore anche al dolore, perché te lo lasci immaginare una povera persona crocifissa, coi chiodi apposti sul corpo, era una tortura tremenda, però il Cristo era superiore a tutto. Ok, questo è del 1997. Ci sono gli angeli, che il curatore della mostra ha detto, quando tuo padre realizzava gli angeli erano più angelesse, e poi le donne sempre presenti. E anche quelli nel crocifisso sembrano donne. E anche quelle nel crocifisso sembrano donne. Quindi questo del 1997 è l'anno in cui realizza l'ultimo ritratto, che è un po' espressionista, un po' fotografico, meno espressionista di quello che abbiamo visto del mio, però è l'anno che riesce ancora a realizzare delle cose. Riuscirà a realizzare qualcosa anche nel 1998, poi con la pittura si ferma. Subentrano anche problemi familiari, di salute di mia madre, lui rimane fermo, ma vedremo tra poco alcuni disegni. Adesso vi porto a vedere qualcosa di interessante. Beh, se venite di qua, allora, a Mira, nella mostra di Mira, questo cartone fronte e retro e quegli altri che vedete lì, c'era una sala in cui erano tutti appesi e la gente poteva girarci davanti e intorno. Qui c'è una curiosissima cosa, c'è un pittore che quasi guardasse allo specchio, si mira nel suo ritratto, ok? E quindi questa è la prima parte. Nella seconda versione, che sta nel retro, il pittore si rigira e guarda il retro e c'è lo stesso il suo ritratto. Quindi è un gioco praticamente a specchio che si guarda da una parte e anche dall'altra. Qui gira la testa, lì invece guarda davanti. Ecco, questo non è casuale, probabilmente l'ha fatto per mettere in evidenza sto pittore che contemplava la sua figura. Poi ecco, vi mostro qualche cartone perché tutti no, se no vi perdete. Vediamo se ritrovo una cosa. Ecco, per esempio questo. Vi dicevo prima il quadro dei lavoratori, no? Lì sono i vari lavoratori. Qui riprende la tematica degli scariolanti, che ci dovrebbe vedere anche la carriola, sì, che è riempita, sì, ecco, bene. E poi tutti questi lavoratori che la piccozza, eccetera, insomma, lavoravano duramente. E lui era, ripeto, gli era molto caro sto tema, perché diceva non sono gente di meno di quelli che magari hanno i soldi, queste persone qui, perché umilmente lavorano e faticano da mattina a sera. A quel tempo, bisogna dire, si faticava da mattina a sera nel vero senso della parola. Poi vi mostro anche per esempio questo, ecco gli strani angeli o angelesse che creava, che una volta ragionando col curatore della mostra ci siamo interrogati e ci siamo detti, ma sembrano quasi delle sirene? Sì. E in effetti abbiamo anche ritrovato, non in mio padre, ma nella mitologia, che a volte le forme angeliche sconfinavano nella forma a sirena. C'erano delle somiglianze, quindi personaggi mitologici che avevano delle particolari caratteristiche. Se osservate anche le mani, non sono mani molto affusolate, ecco. Poi c'è la contrapposizione, Maria che scende in cielo con l'aiuto anche degli angeli, e la contrapposizione contro il serpentone dragone, ecco, quindi vediamo se ne trovo qualche altro. Allora, tra poco ve ne mostro un altro. Ecco, una delle tematiche preferite era anche il discorso dell'amore, quindi qui c'è una coppia di giovani, ok? E sono stretti l'uno all'altro. Tra poco vi posso mostrare anche un altro cartone dove è presente il discorso dell'amore. Scusa un attimo che... Eccolo qua, per esempio. Allora, qua vi spiego una cosa. Si parlava di espressionismo. Mio padre si è detto, è stato accostato a questo movimento dell'espressionismo. Allora, il movimento dell'espressionismo è sorto ai primi del Novecento, anche se poi è durato in vario modo con altri autori, eccetera. Allora, uno dei fondatori dell'espressionismo, Müller, realizzò la copia vera di questo, non la copia vera, cioè realizzò il quadro autentico. Mio padre ne ha fatto una copia, attenzione.
Però il quadro di Müller, uno dei fondatori dell'espressionismo, non era così. Intanto l'uomo stava da questa parte e la donna da questa. I capelli tendevano verso il biondo, vabbè, probabilmente perché tedeschi, quindi, e non c'era questo tipo di sfondo. Insomma, anche il curatore della mostra, quando l'ha visto, ha detto è una rielaborazione più che una copia del vero, più che una copia, diciamo, del quadro di Müller. Allora, Otto Müller, è stato uno dei fondatori del movimento espressionista. Lui ha realizzato il quadro. Qui mio padre ha fatto una copia di questo lavoro di Müller rielaborata, non è la copia tale e quale, cioè se no sarebbe proprio una copia. Allora dicevo, l'uomo nella copia, cioè nel quadro reale iniziale sta da questa parte e la donna dall'altra. Lo sfondo così non c'è nel quadro vero, nel quadro iniziale di Müller, e anche i capelli sono capelli alla tedesca, quindi più biondi che non mori. Mio padre li ha trasformati in una coppia di innamorati gitani. Quindi qualcuno ha detto è un quadro un po' hippie, non so, però vabbè sì, ci può anche stare. Ecco, vediamo se vede un'altra cosa. Ecco qui per esempio lui ha fatto una ragazza, una giovane. Allora, anche questo è un quadro che ha una certa forza espressionista, sia nel colore sia nelle forme in cui accentua per esempio le labbra. Questo non è un periodo che le donne facevano le labbra, per intendersi, assolutamente. E mio padre tendenzialmente anche come colore dei capelli delle donne Usava lo scuro. Ma perché? Perché adesso molte donne che hanno i capelli più sullo scuro si tingono, una volta non era così. Quindi, e lui qua, nonostante che questo sia un lavoro degli anni, si deve essere fine anni 70, primi anni 80, ancora aveva in mente le donne di tempi precedenti. Prototipo è stata sua sorella, che era proprio una mora, ecco, per intendersi. Quindi qui ha realizzato la donna con un ombrellino e un cappellino, e ne ha fatti parecchi di donne con l'ombrellino e col cappellino. E quindi ecco questo. Una l'ha fatta che era anche bionda, quindi per carità, non è che dipingesse solo le more. Dopodiché vediamo se ritrovo, questo è un nudo parziale, qui chiamato odalisca, anche perché adesso c'è la moda per cui le donne, e non solo le donne, devono avere il corpo perfetto. Una volta a sti particolari non si guardava, tanto la cultura era diversa. Guai a te se una volta non eri robusto fisicamente, sia come uomini come donne. La Paola sta sorridendo, ma è la verità. E quindi, cioè, uno doveva essere magro per natura, allora vabbè, era un altro discorso, ma era la moda culturale, quindi che veniva. Come basterebbe andare indietro ai tempi in cui un grandissimo pittore come Tiziano dipingeva, le sue modelle nude non avevano niente a che fare con quelle di oggi, per cui non vediamo. è come adesso che si usa tanto le ragazze finte. Assolutamente, era diverso, le mode cambiano col tempo, non è che rimangono sempre uguali. Ma poi ci troviamo Ecco, torniamo alla crocifissione. Allora, anche questa è di 10 anni prima, vuol dire che 10 anni prima di quella crocifissione lì, e qualcosa prima ancora, lui aveva cominciato a fare queste crocifissioni stranissime vedete il Cristo, sì, donne. infatti l'ha detto anche il curatore della mostra, donne, anche il corpo vagamente, lontanissima veramente la forma perfetta del corpo del Cristo. Non esisteva in lui, per cui per quello dicevo prima assomiglia di più ai pittori fiamminghi del Belgio, dell'Olanda, i tedeschi e magari anche qualche altra nazione. Quindi qui le donne dappertutto, probabilmente perché anche lui si rendeva conto che la donna, forse maggiormente dell'uomo, era anche portatrice d'amore, quindi è il momento che lui sta patendo, chiaramente queste donne attorno perlomeno lo confortano. E gli angeli o le angelesse, chiamiamole così. Poi un'altra tematica cara a mio padre, che qui c'è in questo cartone, era quella della musica. Per esempio, qui l'uomo sì all'interno è dentro un interno di una stanza, però se osservate sta eseguendo un brano al pianoforte. Non era, per esempio, mio padre ha realizzato un quadro intitolato Il direttore d'orchestra, che è uno dei più grandi che abbia realizzato, era nella mostra di Mira, non è qui,
ma spesso il tema maggiore musicale era la donna o l'uomo che suonavano il violino o il violoncello, quindi ritorna anche questo. Un particolare che vi faccio, che evidenzio: mio padre, ho letto io una cosa che ha scritto una volta, dice a volte in un quadro la cosa che potrebbe interessare di più è concentrarsi sul particolare, che ne so, di un corpo o della personalità di quello poi da raffigurare. Allora, la donna suona il violino? A parte le mani che, vabbè, forse dice se è una mano tipo alla Paganini, arriva dappertutto a suonare il violino. E dice, questa donna, probabilmente lui ha ragionato così, ha una particolare energia, proprio energia di suonare, aumento la massa muscolare. Questo non l'ha fatto a casaccio, se no avrebbe disegnato un braccio più fine. Invece c'è la massa muscolare, perché lui dice, se quella è la cosa più importante che mi attira, io la enfatizzo, cioè la metto in evidenza. E lui lavorava così più di una volta, certo non sempre chiaramente. Vediamo se troviamo qualche altro cartone. Questo invece è un nudo. Questo è un nudo disteso, andrebbe messo così, comunque lo lasciamo in questo modo. Queste sono scene di vita contadina. La cariola che ritorna sempre, quella come il violino, era un leitmotiv. Questa è una battaglia in cui caccia la tigre, ma più che la tigre è un animale mitologico, la chimera, in cui vedete impegnati i cavalli, i cavalieri, quest'uomo che cade, che è un combattimento vero e proprio, quindi ci sono queste componenti. Ecco, direte, ma cosa dipingeva in genere? Un po' di tutto. Era, da quel punto di vista là, era un eclettico. Dal paesaggio al nudo, gli interni di una casa, paesaggi stranissimi, nature morte, dopo diciamo anche i lavori, qualcosa anche che aveva attinenza con la storia. Per esempio ha realizzato dei lavori che erano a mira, quello ecco della battaglia aeronavale, ma per esempio c'è stato nel 1989 un tragico episodio successo nella piazza di Pechino a Tiananmen. Degli studenti sono stati, dopo una forte resistenza durata giorni, l'occupazione della piazza, alcuni sono stati uccisi, altri sono stati imprigionati, quindi è un fatto che ebbe un grande scalpore, e lui fece dei lavori appunto su Tiananmen. I diamanti, poi vediamo se vediamo sì, la Madonna che ascende, gli scariolanti di prima. Qui abbiamo, il curatore della mostra l'ha definito le tre Marie, forse c'era anche scritto, l'aveva scritto anche mio padre, le tre Marie che calpestano il serpente. C'era sempre questo tema che Maria, la madre di Cristo, riesce sempre a sconfiggere le forze del male, personificate diciamo dal serpente, ecco, o dal dragone, ecco, quindi poi ecco, anche qui altra donna con cappellino, e anche qui una delle varie che ha fatto. Braccio magro, però c'è della muscolatura, forse perché lui sentiva che questa donna dei capelli scuri col cappellino era una donna che aveva una certa personalità, e magari lui la personalità la rilevava nelle braccia, quindi meno evidente della violinista, però c'era anche questo elemento. Qui una cosa molto intensa, questo è un lavoro a mio parere che merita molto, è una coppia di anziani. Se osservate un po' l'andamento, sono attaccati l'uno all'altro, questi visi che non sono certo allegri, queste persone che si accompagnano nella loro vecchiaia, proprio l'espressione sentiva, c'è la percezione espressa in loro di come mio padre sentisse la vecchiaia, insomma, la vecchiaia di queste due persone. Questo è un lavoro del 97, ecco, qui siamo ormai al culmine, o se vogliamo non al culmine della bravura, però del suo percorso pittorico, iniziato grosso modo verso la fine degli anni 40, primi anni 50 a dipingere, aveva cominciato prima come disegnatore, e qui veramente esprime moltissimo, proprio l'idea della vecchiaia, due anziani che si accompagnano. È molto, molto intenso questo lavoro, ecco. E infatti è 1997 Carlino Eugenio. È anche un modo strano perché di solito si firmava, quando si firmava, non sempre, da questa parte.
e stavolta si è messo qua. Quindi poi vediamo se ancora qualcosa. Ecco qui per esempio altra... altri muscoli. Esatto. Qui per esempio sì, l'abbiamo battezzata perché non c'era un titolo, coppia con volto inquietante. In realtà più che una coppia potrebbe essere una donna che viene tentata dal demone. Se si guarda, il demone è alle spalle, quindi, oppure se è una coppia, questa persona non aveva proprio una bella personalità, era negativa, lui la enfatizza con questi colori scuri. Ecco, quindi coppia con volto inquietante, vediamo se... Ecco, per esempio, tutti me l'hanno sempre chiesto, ipotizzando chissà che cose. Allora, come vedete, questo lavoro precedente è posto così. Se uno gira, si dovrebbe aspettare di trovare il lavoro, invece è capovolto. Allora, molti si sono cominciati a interrogare, forse voleva evidenziare che questa era una coppia che non era tanto una coppia, che c'era qualcosa di negativo. E questa coppia invece più, come si potrebbe dire, più in sintonia, l'avrebbe realizzata capovolta rispetto all'altra per evidenziare. Secondo me, vabbè, posso anche sbagliarmi clamorosamente, non se n'era accorto quando aveva preso in mano, non aveva girato il cartone in un certo modo e non se n'era reso conto che era rovescio rispetto. Qui per esempio vedete invece la coppia con lui che sembra guardare un fotografo o qualcun altro, lei trasognata, e questa comunque è la classica coppia che ne ha realizzate parecchie. Quindi questi cartoni in buona parte risalgono tra la fine degli anni 80 e alcuni degli anni 90, addirittura il 97. Però volevo mostrarvi meglio, che forse prima non eravamo riusciti a guardarlo bene perché c'erano anche altre persone, te l'avevo anche detto prima. Questo è un paesaggio che abbiamo battezzato in tempesta. Comunque sicuramente sta arrivando o è già arrivato un temporale, l'acqua è in forte movimento, i rami degli alberi, tutto quanto è in fase di scuotimento e le nubi si muovono. È un paesaggio della fine degli anni 60 che è il contrario di quel paesaggio canalettiano di prima, quello è fatto in un certo modo. E questo è proprio un movimento di movimento, quindi ripeto, questa mostra, la realtà delle visioni in Eugenio Carlin, in qualche modo caratterizza con i quadri che sono stati selezionati sia i tipi di stili adoperati nel corso del tempo, possiamo chiamarlo autore in certi lavori del tipo cubista, in altri un po' futurista, soprattutto espressionista. Questa mostra appunto riesce a essere una sintesi ben fatta di quello che è il suo percorso storico. Mira fu una mostra molto più grande, tripla come quadri, poi c'erano anche i disegni. Ecco, un'ultima cosa che potrei mostrarvi, se andiamo possiamo anche stare qui. Allora, dicevo, nel 97, massimo 98 finisce di dipingere. Poco dopo sopravvengono problemi familiari che hanno riguardato mia madre e lui perde probabilmente, anche se non lo dava a vedere, perde un po' di mordente, anche di energia per continuare a dipingere. Allora, grazie però a una mia amica, e lì rimane fermo tra il 98 e il 2004, 5-6 anni proprio di stasi, e la malattia, i problemi di mia madre si aggravano. Una mia amica un giorno gli dice, cominciava a perdere anche lucidità, siamo nel 2004, Eugenio, ma lei potrebbe ancora fare qualcosa per passare il tempo, magari in certi momenti che non ha niente da fare. Potrebbe fare dei disegni, mio padre aveva cominciato come disegnatore. Allora gli procuro un po' di pastelli a olio, un carboncino nero, uno verde, uno rosso, e mio padre tra il 2004 e il 2005, a 91 e 92 anni, riesce ancora a realizzare delle cose. Per esempio questo lo realizza con i pastelli ad olio. Sì, la mano diciamo non è più ferma come prima, è più tremolante, però la fantasia è forte, quindi qui realizza un dragone che ritorna poi anche in altri disegni.
Qui per esempio realizza, sì, bella figura di amanti, e ogni tanto era bello perché praticamente lui si metteva un autocommento e ogni tanto si scriveva anche la sigla Val. All'inizio io non riuscivo a capire, quando ho visto questi disegni meglio, no? Cosa volesse dire Val. Finalmente uno di questi disegni ha messo completamente la parola, ha scritto valido, e allora ho capito che lui, rispetto ai lavori tra i 91 e i 92 anni che faceva, si scriveva sto Val, significava che lui riteneva valido il suo lavoro, quindi si autovalutava, ecco, in poche parole. Quindi questo è del 91-92, scusate, tra i 91 e i 92 anni, quindi tra il 2004 e il 2005, e ne ha fatti parecchi, circa un centinaio, più qualche disegno, magari qua, più qualche disegno anche più grande, come di larghezza e lunghezza, che è riuscito a realizzare. Ecco. Quindi queste sono le cose essenziali che ci tenevo a dire ripercorrendo la mostra, quindi dandovi anche ulteriori notizie su mio padre come artista. Era nato nel 1913 a Mirataglio sostanzialmente, è vissuto, questo va detto, per quasi 60 anni a Miraporte, la frazione del comune di Mira dove ha realizzato di più e che lo ha ispirato di più sicuramente. È morto, cioè poi siamo andati a abitare a Oriago, è morto all'ospedale di Dolo nel 2007. Allora, Gianni ci ha parlato dettagliatamente della vita di suo padre. E con l'associazione avete qualche altre iniziative? Farai altre mostre prossimamente? Allora, diciamo, io posso dire solo quello che è certo, non posso dire cose che sono ipotesi e basta. Comunque, allora, a breve con l'associazione si faranno 2 uscite nel territorio di Mira e Malcontenta di Venezia. Allora, la prima sarà una serata sulla Natività che sarà svolta il 14 dicembre in chiesa di Malcontenta, chiesa di Sant'Ilario, con una proiezione di immagini di natività, quindi la nascita di Gesù, di grandi artisti nel corso della storia. Alle immagini e le spiegazioni si alterneranno letture di poesie e musiche eseguite attraverso soprattutto il flauto. Questa serata di Malcontenta, almeno in buona parte, sarà ripetuta poi il 22 dicembre presso il centro civico di Borbiago, e qui siamo già nel comune di Mira, in cui appunto immagini e commenti di immagini si alterneranno a lettura di poesie e a musiche utilizzate suonate attraverso il flauto. Poi ci saranno sicuramente da parte di Mirarti, dell'associazione a capo della quale sta il curatore di questa mostra, ma che è anche il presidente di Mirarti, cioè Valerio Vivian, e seguiranno nei prossimi mesi e ve ne daremo sicuramente comunicazione quando avremo ovviamente date e impegni certi. D'accordo? D'accordissimo. Allora, qui per voi Gioia Ellen Rossi e Gianni Carlin per Giriferro Team.